Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica a tutti voi telespettatori di Antena 3 per questa nostra prima edizione. È una domenica di lutto e di cordoglio a Valdobbiadene perché l'ennesima giovane vita spezzata nella Marca trevigiana sul fronte terribile degli incidenti stradali. David Agostinetto aveva soltanto 20 anni, è morto la scorsa notte sbandando con la sua auto e finendo in un vigneto. Per noi Lina Paronetto per raccontarci purtroppo di quella che è la terza vittima della Marca in questo inizio 2025. Lina. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, dicevi bene, la terza vittima, la più giovane vittima. Abbiamo raccontato la morte di Manca Visentin a Trevignano, poi proprio ieri, dopo 3 giorni di agonia, invece non ce l'ha fatta un'anziana di 83 anni investita a Casale sul Sile. Ecco, questa notte appena trascorsa ha perso la vita sulle colline del Cartizze. Siamo proprio in strada Cartizze. A poche centinaia di metri da casa, purtroppo, un ragazzo di appena 20 anni, Davide Agostinetto, no, me lo dicevi bene tu, che è uscito di strada all'uscita di una curva, diciamo, ma percorrendo una discesa che porta poi verso l'abitato di Staccol, dove la famiglia Agostinetto vive proprio nella piazzetta di fatto della stazione di Valdobbiadene. Ecco, è uscito di strada compiendo un volo. Fatto, come testimoniano anche le rotture della parte diciamo dei pali, ecco, dei pali in cemento che tengono sulle viti. In cima si vedono proprio in scala le rotture compiute da questa macchina che esce dal ciglio e poi vola al centro di questo vigneto in discesa, no? Il ragazzo purtroppo è stato sbalzato dall'abitacolo, questo è stato probabilmente fatale, non era morto al momento dei soccorsi, ci hanno raccontato quelli che abitano lì, tra l'altro insomma è stata una scena ovviamente davvero terribile anche per i primi soccorritori. Erano circa le 11:30 di sera, era ancora vivo quando sono arrivati i sanitari del SUEM 118 che hanno posteggiato i mezzi in un ristorante che è davvero a 2 passi, Salis, poi sono arrivati a piedi. Il ragazzo è spirato poco dopo, inutile dirvi il cordoglio della famiglia lì in piazza Saccol, c'erano molte macchine, un via vai di persone, ma c'era anche sul luogo dell'incidente amici, colleghi della cantina Ruggeri di Valdobbiadene. Davide aveva fatto lo stage alla cantina Ruggeri dopo i 5 anni di superiori ed era stato assunto lì al termine appunto dello stage perché si era ben comportato. Quello è un territorio naturalmente con una grande vocazione alla viticoltura, ci sono grandi marchi, cantine un po' dappertutto, lo sappiamo, sulle colline del Prosecoli siamo proprio nelle eccellenze, come vi dicevo, della terra del Cartizze. Grande sgomento, grande dolore per un lutto che ha colpito questa famiglia, che ha anche un altro figlio, Michael, di un paio d'anni più grandi di David, ragazzo simpatico, brillante di compagnia. Come detto era alle 11:30 di sera, probabilmente di sabato tornava da una serata con gli amici. Per quale motivo abbia perso il controllo della macchina, una punto rossa, è difficile naturalmente a dirsi, se un po' di stanchezza o un attimo di distrazione, forse anche la velocità probabilmente un pochino sostenuta, ma sono tutte valutazioni al vaglio naturalmente dei carabinieri che sono usciti sul luogo dell'incidente per i rilievi. Direi che per il momento questa è la cronaca purtroppo, Nicola, di questa ennesima morte sulle strade che tocca questa volta un ragazzo giovanissimo e con questo io ti restituirei la linea. Grazie davvero a Lina Paronetto. Lo diceva proprio Lina raccontando delle prime 3 vittime di questo 2025, la più giovane Davide Agostinetto. Soltanto ieri vi raccontavamo della morte di Antonia Crosato, che non ce l'ha fatta, 83 anni, era stata investita da un furgone mercoledì pomeriggio a Casale sul Sile mentre attraversava la strada.
era stata travolta all'altezza dell'incrocio tra via Belvedere e via Verdi, poco distante dalla caserma dei Carabinieri, venendo sbalzata sull'asfalto. La donna era giunta già in gravi condizioni all'ospedale di Treviso a causa del particolare colpo ricevuto alla testa. Era per questo stata ricoverata in terapia intensiva. Vedete le immagini della sindaca Stefania Golisciani, che ha espresso in queste ore tutte le condoglianze ovviamente alla famiglia, a quanti hanno voluto bene ad Antonia Crosato. Ha detto: siamo profondamente addolorati, la Procura della Repubblica aprirà un fascicolo ovviamente per omicidio stradale. E sempre ieri abbiamo invece raccontato a Spinea, ci spostiamo di provincia, i funerali di Gregorio Bertoli, il sedicenne morto ad Asseggiano in moto. Davvero straziante l'ultimo saluto a Spinea, il rombo degli scooter degli amici e poi le parole della sorella, che ha detto: avevi sconfitto la leucemia, perché Gregorio era riuscito a sconfiggere la leucemia e sei stato strappato alla vita troppo presto, ti prometto che sarò sempre il tuo sole. Vediamo. Non so descrivere la gioia, la felicità, l'emozione e l'immensa gratitudine che provavo. Il 9 luglio del 2008, il giorno più bello della mia vita, è arrivato tu, il dono più meraviglioso che i miei genitori e la vita potessero fare. Le parole di Giorgia, sorella più grande di Gregorio Bertoli, hanno colpito i cuori delle centinaia di persone presenti nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea nel giorno del funerale del suo amatissimo fratello. Strappato alla vita troppo presto, a 16 anni, in sella alla sua moto lungo via Asseggiano. Una vita non facile quella di Gregorio, che già da piccolino ha dovuto fare i conti con la malattia. A 7 anni, infatti, ti sei trovato a dover combattere un male immenso, un mostro chiamato leucemia, in concomitanza alla morte di nonno. Non hai mai mollato un secondo e hai affrontato il tutto sempre con il sorriso stampato in faccia e la tenacia di chi ha tanta voglia di vivere. La sua tenacia l'ha fatto guarire, insieme all'amore di Giorgia, mamma Iris e papà Daniele. Un ragazzo pieno di vita, amato da tutti, come dimostra la presenza di tantissimi coetanei presenti al suo funerale, stretti in forti abbracci tra le lacrime incessanti. Giorgia si è rivolta anche a Virginia, la ragazza che quella sera era con lui e che ora è ricoverata in ospedale. Da quando c'eri tu, Gregorio aveva una luce diversa. L'unica cosa che ci rincuora un pochino di quel momento tragico, ha concluso, è che non fosse solo, ma sapesse di avere te al suo fianco. Poi la promessa della sorella. Mi hai fatto conoscere il vero significato dell'amore e dell'essere amati, perché sei stata gioia nei momenti di sconforto, perché mi hai dato un motivo per cui valesse la pena vivere. Eri buono, gentile, sensibile, dolce e affettuoso. Ti ho fatto una promessa e infatti ora, che è tutto estremamente buio, io ti prometto che sarò il tuo sole e ti farò vivere in me come se fossi tu. Ti prometto che sarò forte per te e per mamma e papà, che proteggerò e conserverò gelosamente ogni singolo minuto passato insieme. Don Angelo Visentin ha ricordato il cuore con la G e un per sempre disegnato dagli amici. In quel cuore io ci aggiungo un ciao, ha detto, che diventa un arrivederci. Gregorio è stato accompagnato dai suoi amici con il rombo del motore che gli piaceva tanto. Purtroppo una strage continua non solo nella Marca trevigiana, lo ricordo Davide Agostinetto, 20 anni, morto nella notte a Valdobbiadene, anche nella provincia di Venezia. Secondo i dati dell'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada, anche nel veneziano continua un'ecatombe e occorre intervenire con urgenza. Non accenna purtroppo a rallentare l'emergenza dei morti e feriti gravi a causa di incidenti stradali sulle strade della nostra provincia. Lo dicono i dati divulgati qualche giorno fa dall'Associazione Familiari Vittime della Strada e commentati amaramente dal nuovo coordinatore locale dell'associazione per le province di Venezia e Padova, Paolo Battistini. Gli anni esaminati sono stati il 2022 e il 2023, ma anche il 2024, di cui si è ancora in attesa dei dati definitivi, non è andato meglio. Neppure questo inizio 2025 sembra aver evidenziato una significativa retromarcia. Dunque è allarme. Nel 2022 il triste e tragico conteggio riferisce di 51 vittime, 3.159 feriti e 2.328 incidenti con lesioni. In Veneto nel 2023
Ci sono stati 12.774 incidenti, 309 morti e 16.994 feriti, la popolazione di una città. È allarme rosso. Ho rilevato come spesso e volentieri essi siano conseguenza non necessariamente di gravi comportamenti pericolosi ed antigiuridici, ma spesso anche sono dovuti purtroppo al calo di attenzione da parte di chi guida su strade dritte, su strade che sono sempre quelle in un luogo piccolo. C'è poi il caso preoccupante del Lido di Venezia. Nella mia esperienza professionale, negli ultimi 20 anni, purtroppo ho seguito moltissimi incidenti stradali al Lido di Venezia, un'isola lunga solamente 11 km, alcuni dei quali con esito mortale, altri purtroppo con conseguenti lesioni gravi, se non addirittura gravissime. È un tema che riguarda tutte le province. Questa è l'immagine che vi mostriamo di un incidente avvenuto ieri sera tra Gallio ed Asiago. Siamo nel Vicentino, strada provinciale 76. Fortunatamente in questo caso abbiamo due giovani che sono rimasti miracolosamente illesi. Un furgone è finito rovesciato dopo la perdita di controllo del conducente e prima di fermarsi ha abbattuto e colpito un lampione che cadendo ha bloccato un passocarraio di una abitazione. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza il furgone Opel Vivaro e rimosso anche il lampione abbattuto. Sul posto anche il personale Enel e Sicurezza Ambiente per il ripristino della sicurezza del manto stradale. Fortunatamente in questo caso non ci sono stati feriti. Lasciamo gli incidenti stradali, ma c'è ancora la cronaca con una palazzina di 3 piani che a Mestre è stata sgomberata, evacuata a causa del crollo parziale del tetto avvenuto la scorsa notte. Poco dopo l'1, 7 persone che abitavano in questa palazzina sono state evacuate dall'edificio e hanno dovuto trovare alloggio per la notte, assistiti dal comune e da parenti. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con 2 mezzi, tra cui l'autoscala, coadiuvati dal capo servizio e il funzionario di guardia, hanno provveduto alla messa in sicurezza di tutte le parti pericolanti. Un cornicione di malta e calcinacce è finito in strada e sono danneggiate le grondaie su 2 lati. È stato deciso dunque di inibire l'uso della palazzina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche la polizia locale di Mestre, operazioni di soccorso terminate alle 4 di questa mattina. Questo è accaduto a Mestre. Torniamo invece a parlare nel Padovano dell'infortunio sul lavoro del 4 dicembre scorso, costato la vita a un operaio specializzato, lo ricorderete, morto in una ex cava di San Giorgio in Brenta di Fontaniva. La procura ha chiesto la consulenza di un esperto in cantieri forestali. Era assemblata in modo corretto e sicura la catasta di tronchi di legno nella ex cava di San Giorgio in Brenta di Fontaniva? A questa domanda dovrà rispondere l'esperto nella sicurezza di cantieri forestali che la Procura di Padova ha nominato come consulente nell'indagine che cerca di fare chiarezza sulla morte di Mariano Martinucci. Era la mattina del 4 dicembre scorso quando l'operaio, 48 anni, residente in Toscana e dipendente di un'azienda boschiva di Lucca, è stato travolto da un tronco mentre stava sistemando la motosega prima di iniziare il suo lavoro. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo, nonostante l'uomo indossasse regolarmente il caschetto di protezione. I tempestivi soccorsi allertati dal compagno di lavoro che era con lui non erano valsi a salvargli la vita. Sul tragico incidente stanno indagando i tecnici dello Spisal che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Ancora la cronaca, ma adesso parliamo dell'incredibile assalto avvenuto ieri sera al treno dei tifosi del Venezia che rientravano dopo la partita Udinese-Venezia, con un bilancio finale di 10 persone ferite, 2 di queste sono agenti della Digos e anche di 8 ultras che appunto sono stati individuati dalla polizia di Udine. Ci racconta tutto di questi momenti davvero di follia Omar Costantini da Udine. Buongiorno Omar. Sì, buongiorno Nicola, ben ritrovati anche gli amici di Antena 3, veramente attimi di follia pura
che non c'entra nulla con lo sport. Il tutto è accaduto intorno alle 18:09 quando il treno che era partito dalla stazione di Udine a bordo 1200 tifosi della formazione lagunare diretto a Venezia è stato preso d'assalto da una cinquantina di ultra dell'Udinese, spalleggiati tanto da numerosi supporters del Salisburgo. Le due tifoserie tanto sono gemellate. Il tutto per concludere, come si dice, quello che era accaduto già nella partita del 30 ottobre scorso a Venezia, quando i tifosi dell'Udinese furono presi e bloccati e malmenati dai tifosi lagunari. Insomma, sta di fatto che, ripetiamo, intorno alle 18:09 il treno è stato fermato in corsa dagli ultra dell'Udinese e Salisburgo, giunti proprio all'ingresso della stazione di Basigliano, hanno rischiato addirittura di essere travolti dal mezzo in transito. Il macchinista li ha evitati solo grazie a una frenata disperata. Appena il treno si è fermato nei pressi appunto della stazione, in pochi minuti dopo la partenza, una cinquantina incappucciati armati di bastoni e manganelli hanno assaltato le carrozze occupate dai tifosi lagunari. Gli scontri sono durati pochi minuti ma durissimi. Come detto dai primi accertamenti, sono 8 le persone fermate e poi arrestate. Si tratta di 5 austriaci, un bosniaco, tutti residenti in Austria, un albanese ed un italiano residenti a Udine, e la denuncia a piede libero di un cittadino italiano. Le ipotesi di reato sono state quelle del blocco ferroviario, rissa aggravata, resistenza pubblica ufficiale, utilizzo di artifici pirotecnici e bastoni in occasione di manifestazioni sportive. Per loro chiaramente ci sarà la DASPO. Al fine di ripristinare la circolazione ferroviaria, Trenitalia ha dovuto far giungere nella stazione di Basigliano anche un altro mezzo per poi poter far risalire le persone a bordo e ripartire in direzione di Venezia Santa Lucia. La circolazione ferroviaria è stata ripristinata poco prima delle 19:30, mentre i treni interessati sono ripartiti poco dopo le 20. Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto. Ripetiamo, sono 8 le persone arrestate da parte del GIP del Tribunale di Udine, per essere poi sottoposti chiaramente per giudizio direttissimo. Chiaramente proseguono tuttora le attività di indagine per verificare se ci sono altre ipotesi di reato come violazioni amministrative anche a carico di numerosi altri contendenti. C'è da dire, Nicola, da sottolineare questa cosa molto importante, che già durante la partita qui a Udine, allo stadio, si sono verificati alcuni episodi, tipo uno striscione apparso nella curva sud che ospita i tifosi veneziani, che irridevano insomma quanto accaduto nella partita precedente del 30 ottobre scorso. È stato lanciato anche un fumogeno all'indirizzo del portiere dell'Udinese Sava, che ha obbligato il direttore di gara a interrompere per alcuni istanti il match, e poi un grosso petardo, una vera e propria bomba a carta, te la posso garantire perché ero qui, noi abbiamo dato gli studi di TV12 proprio nella tribuna dello Stadio Friuli, è stata fatta esplodere, e vi posso garantire, perché non c'ero solo io, anche gli altri colleghi, insomma abbiamo visto i vetri delle porte insomma a vibrare, però nessuno avrebbe immaginato quello che è accaduto, nel senso che le forze dell'ordine effettivamente non si aspettavano che ci fosse questo assalto, questo agguato al treno appena partito da Udine, perché il tutto poi si era svolto nella massima tranquillità. Poi poco prima delle 18:10, come detto, è avvenuto quello che abbiamo dovuto documentare. Ripetiamo, non sono fatti che riguardano con lo sport. Da queste parti erano un paio d'anni che non si vedevano certi effetti, però certamente qualcosa è cambiato anche all'interno della tifoseria, diciamo così, organizzata per quanto riguarda la curva dell'Udinese. Dobbiamo giocoforza denunciare tutto quello che accade, perché ripetiamo non ha nulla a che fare con lo sport. La tragedia si è sfiorata proprio per una questione di una mano amica, usiamo questo termine, che ha evitato di dover parlare probabilmente di morti, di una strage, e purtroppo ai noi quello che è accaduto nel 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles non ha insegnato nulla. Dobbiamo parlare di cronaca, dobbiamo parlare di violenza, dobbiamo parlare di cose che non c'entrano nulla con il calcio. Ripetiamo, sono 8 gli arrestati, le indagini proseguono, se avremo ulteriori novità come sempre vi terremo aggiornati. Grazie a te la linea per la prosecuzione del telegiornale. Grazie davvero Omar Costantini, la redazione di TV12, la nostra consorella di Media Nord-Est, e vi leggo anche un comunicato ufficiale del Venezia Football Club in merito a quanto accaduto. Il Venezia condanna con fermezza ogni episodio di violenza dentro e fuori dagli stadi, ribadendo il proprio impegno per la promozione di valori come sportività,
rispetto e convivenza civile. In particolare esprimiamo profonda preoccupazione per i gravi eventi verificatisi nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della stazione di Basiliano a seguito della sfida tra Udinese e Venezia, in cui i nostri tifosi sono stati vittime di un agguato, un atto che nulla ha a che vedere con il calcio e i suoi valori e che ha macchiato indelebilmente quella che avrebbe dovuto essere una giornata di aggregazione e passione sportiva. Il nostro pensiero, prosegue, lo vedete, il comunicato va innanzitutto alle persone ferite e alle loro famiglie che stanno affrontando un momento difficile, nonché alle forze dell'ordine intervenute. Esprimiamo la nostra solidarietà e garantiamo il nostro massimo supporto. Confidiamo nell'operato delle autorità competenti affinché i responsabili di questi inaccettabili episodi vengano identificati. Lo sappiamo, sono stati identificati e puniti, sono stati arrestati. Il Venezia continuerà a collaborare attivamente con le istituzioni sportive e le forze dell'ordine. La nostra posizione è chiara: no alla violenza dentro e fuori dal campo. E poi non c'è solo la violenza fisica gravissima che abbiamo raccontato e che il nostro Omar Costantini ci ha raccontato, ci sono anche le violenze verbali che poi sono un po' il prodromo delle violenze fisiche. A Padova, l'abbiamo raccontato ieri, 2 calciatori in questo caso, quindi non tifosi ma proprio i calciatori che sono stati raggiunti, giovani, raggiunti da una denuncia e da un daspo di 5 anni per insulti razzisti agli avversari. Frasi discriminatorie e offensive indirizzate dalla panchina al campo da 2 giocatori del San Giorgio in Bosco a quelli del Real Padova durante la partita di sabato 18 gennaio, valida per il campionato provinciale juniores. A 2 settimane dall'episodio, la questura di Padova ha notificato a 2 giovani calciatori non ancora ventenni una denuncia per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e a uno dei 2, autore di commenti razzisti su un sito di calcio dilettantistico, anche quella per diffamazione a mezzo stampa, unita al daspo di 5 anni firmato dal questore di Padova Marco Dorisio. Sono stati convocati e presi a verbale qui in questura i vari protagonisti, attori, quindi sia dai calciatori, responsabili delle società di calcio, e quindi è stata cristallizzata questa situazione dove a più riprese durante la partita per appunto 2 giovani calciatori del San Giorgio in Bosco hanno rivolto frasi a sfondo proprio di discriminazione razziale nei confronti, in ragione del colore della pelle, nei confronti di 3 altrettanto giovani calciatori del Real Padova. Alle denunce penali si affianca il provvedimento amministrativo. Già formalizzato una nota alle autorità federali della Federazione Italiana Gioco Calcio, anche perché per i profili di interesse adottino quelli che sono i provvedimenti di loro competenza nei confronti di questi 2 giovani tesserati. Non dovresti neanche essere qua, scimmia, negro, sei uno scherzo della natura, scimmia, negro, scimmia. Queste le frasi dette agli avversari e da uno dei 2 calciatori, scritte anche nel sito tuttocampo.it, post poi rimosso. Un episodio grave condannato dalla società calcio San Giorgio in Bosco, che resta in attesa delle indagini della Procura federale, a cui la questura ha inviato tutti gli atti. In poco più di un anno nel Padovano 3 i fatti su cui è stata chiamata a indagare la polizia e che hanno portato all'emissione di altri 3 daspo a carico di genitori che assistevano alle partite di calcio e di basket dei figli. E poi accade che ci sia un giocatore che in questo caso non sta giocando perché è sugli spalti, che insulta pesantemente l'arbitro, viene sanzionato e multato, e si dà il caso che sia anche l'assessore allo sport di quel comune. Parliamo di Santa Lucia di Piave, la bufera sull'assessore che poi ieri ha chiesto scusa. Io porto le mie scuse, innanzitutto non sono qui a giustificarmi sull'accaduto. Sicuramente la vicenda non è andata come si stanno raccontando, però io non sono qui a giustificarmi. Sono state delle battute più che altro che blasfemiche, sottolineo, goliardiche. Così Riccardo Lovatello, il 24enne assessore allo sport del comune di Santa Lucia di Piave e centrocampista del Susegana, squalificato per 4 giornate per il suo comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. È accaduto durante la partita di seconda categoria tra Susegana e Giavera, ma lui non giocava, si era seduto negli spalti dello stadio perché era stato già squalificato per un turno in
in occasione del derby con il Santa Lucia. I commenti durante la partita non sono affatto piaciuti all'arbitro, che lo ha riconosciuto tra gli spettatori e nel momento di stilare il referto ufficiale della gara, vinta fra l'altro dal Giavera per 3-2, ha segnalato Lovatello. Insulti all'arbitro per tutta la partita, ha sentenziato la giacchetta nera, usando anche un linguaggio blasfemo. Maxi stangata per Lovatello, che ora vedrà le prossime partite dagli spalti. Chiedo scusa, ho già chiesto anche al giudice sportivo un incontro con l'arbitro direttamente della partita per portare le mie scuse direttamente a lui, e adesso, come stavo facendo fin dalla settimana scorsa per altre cose prima della vicenda, con l'associazione di Conegliano c'è una collaborazione, arbitri di Conegliano c'è una collaborazione, e faremo degli eventi insieme. L'atteggiamento del 24enne non è stato sicuramente un esempio per lo sport, ma anche sul fronte politico ha sollevato non poche polemiche. Il sindaco ha sbagliato, ma abbiamo fiducia in lui. Devo dire che l'assessore Lovatello, voglio confermarlo, laddove ci fossero anche dubbi circa il suo comportamento, che in 2 anni e mezzo di giunta ha sempre garantito partecipazione attiva, consapevole, educata, rispettosa in tutti i momenti in cui lui, come assessore allo sport, ha voluto dare il proprio contributo alla nostra comunità. È certo che ha sbagliato, è certo che ha chiesto scusa, è molto triste per questo accaduto, ma siamo anche a ribadire la nostra piena fiducia a questo assessore. L'amministrazione comunale ha pensato di far seguire all'assessore un percorso con i giovani e lavorare a titolo gratuito nel settore giovanile. Non solo, ma verrà organizzata una serata dove saranno ribaditi i valori dello sport. A chi chiede al sindaco le dimissioni dell'assessore, il primo cittadino è perentorio. Sono esternazioni che a mio giudizio non meritano commento. Torniamo in città, torniamo a Treviso, torniamo a parlare di spaccio, di baby gang, di insicurezza un po' in tutti i quartieri, non solo nel centro di Treviso. Ad esempio a San Liberale i residenti che hanno deciso di organizzarsi in strada per arginare la microcriminalità con quelle che potremmo chiamare ronde, ma partiamo da alcune parole che ieri ha raccolto il nostro Lucio Zanato proprio a San Liberale, un giovane che non ha voluto farsi riconoscere, ma che racconta di situazioni davvero ad alto rischio. Sentite. Girare di sera in alcune zone non è sempre sicuro. A San Liberale, dove i cittadini hanno organizzato una sorta di ronde per garantire la sicurezza, abbiamo incontrato un giovane che ci spiega, senza mezzi termini. È preferibile non girare da solo, ma anche se tipo sei un tipo serio, come si dice tra di noi, no? Tipo sei uno bello duro, criminale, come dicono qua, cioè puoi girare anche da solo quanto vuoi, è sicuro. Insomma, se non sei un duro è preferibile non passeggiare in queste zone, ma se hai una compagnia la cosa è diversa. Zone calde un po' ovunque. Ma diciamo che ultimamente tutta Treviso così è stato, come dicono nei telegiornali, è diventata una giungla, no? Quindi ovunque vada, dove ci sono ragazzi della nostra età, così tra i 18 e i 20 anni, così trova caldo dappertutto. I ragazzi si picchiano per farsi rispettare, ma non solo. Sono anche ragazzi di cui non hanno bisogno di fare soldi, così perché magari hanno una situazione familiare non molto buona rispetto a altre persone. Anzi, di solito puntano proprio i loro, diciamo, obiettivi, così le vittime sono quelli che benestanti, no? Figli di papà, così. C'è chi lo fa per divertimento, chi lo fa per portare qualche soldo a casa. Intanto in zona i residenti esasperati sono scesi in strada per passeggiare, un deterrente alla microcriminalità. Abbiamo risposto alle segnalazioni che ci sono arrivate di degrado e spaccio, spiega il presidente del comitato Prima i Trevigiani. Effettivamente abbiamo riscontrato che una problematica qui c'è, quindi abbiamo deciso appunto di intervenire intanto con una passeggiata per verificare, ma stiamo già studiando delle soluzioni per poter riqualificare la zona, uno dei quartieri storici appunto di Treviso, e con degli eventi per coinvolgere anche la cittadinanza e per scacciare appunto questo degrado da questa zona. Non ci vogliamo sostituire alle forze dell'ordine, dice. Il nostro obiettivo è quello di risolvere il problema. Bisogna trovare delle soluzioni in sinergia con l'amministrazione comunale. Altro punto caldo è la zona di Via Roma in città. Noi lì siamo già intervenuti, abbiamo già fatto delle passeggiate, il problema non è ancora risolto, sappiamo che l'amministrazione ci sta lavorando, noi vogliamo però portare la luce anche sui quartieri periferici di Treviso, perché Treviso non è solo il centro della città, ma è soprattutto i quartieri limitrofi.
E poi ieri il sit-in della rete degli studenti medi a Treviso in via Collalto con musica e arte di strada, tanti giovani che si sono dati appuntamento per ricordare Francesco Favaretto, il ragazzo ucciso in via Castelmenardo, soldato qualche giorno fa i funerali, e anche per parlare proprio di sicurezza in città. Sentite. Vivere una città bomboniera, in una città che dall'alto vuole solo mirare all'apparenza, però poi chi attraversa effettivamente le strade di questa città si rende conto dei problemi che ci sono, dei problemi che però appunto sono sulla bocca di questi esponenti che però non si vivono appunto la città come ce la viviamo noi. Pensano che il metodo per risolvere questi problemi che ci sono di disagio giovanile, di sofferenza giovanile, di noia, di attraversare una città noiosa dove non c'è niente, possa essere risolto con la repressione, con la creazione di zone rosse e telecamere. Quindi siamo qui per dire che secondo noi un modello di socialità, una città diversa è possibile, e se non arriva dall'alto parte dal basso, dall'organizzazione di questi presidi per stare in socialità insieme, una socialità diversa, sana, volta a comunicare, creare arte, a parlare di Francesco che ha perso la vita e per ricordarlo appunto. E poi il tema dei senza tetto in città con Don Giovanni Kirchner, parroco di Santa Maria del Sile, che ha lanciato l'appello sui social per un aiuto all'assistenza notturna a chi è ospitato in chiesa, e ha ricevuto una risposta importante dalla sua comunità. Sentite. Ci sono state alcune persone che ci hanno chiamato, che sono venute in più, diciamo, rispetto a quelli che c'erano già prima, perché noi cerchiamo che ogni notte ci sia uno di noi che dorme insieme con gli ospiti. Un appello lanciato tramite i social e che ha trovato risposta. Continua l'impegno della comunità della parrocchia di Santa Maria del Sile a Treviso nel dare ospitalità ai senza tetto. Non gli diamo solo un materasso per terra, ma anche un po' li salutiamo, li accogliamo, gli chiediamo com'è la giornata. Ecco. E poi c'è il turno delle persone che vengono la mattina invece a portare la colazione, anche lì sono arrivate altre persone nuove. Credo che sia una opportunità buona per tante persone di conoscere la situazione di queste persone e di incontrarle e di capirle che poi alla fine non sono neanche poi così diversi da noi. 6 le persone attualmente ospitate in chiesa, alcune fuori, ma la richiesta di asilo in parrocchia è molta. Ogni settimana c'è qualcuno che viene a chiedere un posto, è solo che non riusciamo a gestire più di quel numero lì in questo momento e in questo luogo. Aiuto, ospitalità, un pasto caldo, un luogo dove non sentirsi soli anche se per poco tempo. È quello che Don Giovanni Kirchner offre alle persone, il motivo per cui è diventato noto nel panorama trevigiano e non solo. Gesti che fanno politica più delle parole, ma di cui Don Giovanni non vuole prendersi i meriti. Volto e figura di riferimento nel capoluogo di un'ospitalità che abbraccia l'altro attraverso la relazione e la vicinanza emotiva alle persone bisognose. Io ho cercato assolutamente di non espormi. E io questo capisco che è un po' difficile a livello comunicativo, perché voi andate molto meglio giustamente a mostrare le persone singole che hanno una faccia, che hanno una storia, che possono diventare dei personaggi, però in questo caso la storia non è di un personaggio che dovrei essere io, ma è di una comunità, e io capisco che è molto più difficile dare l'immagine televisiva di una comunità, perché dentro questa telecamera qua una comunità fa fatica a entrarci, però c'è, ed è quello il protagonista vero. Il problema della sicurezza di cui abbiamo parlato non riguarda solo le baby gang, riguarda anche i furti e le spaccate e non riguarda solo Treviso. A Chioggia una vera e propria rivolta dei commercianti proprio sul tema, e il consigliere regionale dei Dem, Jonathan Montanariello, va all'attacco e dice: faremo un'interrogazione in regione. Escalation continua di spaccate e furti ai danni delle attività economiche e commerciali del nostro territorio. Per fortuna abbiamo un sindaco poliziotto, ci verrebbe da dire. I commercianti si sono organizzati da soli, evidentemente perché quel passaggio che ci doveva essere tra l'amministrazione e le forze dell'ordine è venuto a mancare. Una situazione che va avanti da oltre un anno, denunciano i commercianti clodiensi, che si dicono pronti a organizzarsi autonomamente anche con delle ronde. In poco tempo si è già creato un gruppo di 95 persone che chiedono azioni concrete in breve tempo alle istituzioni. Il consigliere comunale e regionale Montanariello è al loro fianco. Presenterò lunedì un'interrogazione urgente all'assessore regionale alla sicurezza Cristiano Corazzari per chiedere di come mai nel sesto comune del Veneto stanno accadendo questi fenomeni e nonostante ciò non si vedono azioni di prevenzione o contrasto messe
in campo. Dal canto suo il sindaco Armelao replica. Come sindaco ha portato il problema più volte all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e spesso sono stati organizzati servizi straordinari di controllo del territorio, ma ci vorrebbero più uomini e mezzi. L'amministrazione continua ha attivato il terzo turno serale fino all'1 nel periodo estivo e si sta lavorando per averlo tutto l'anno e per una tranche di telecamere. Ora quello che serve, conclude, è la certezza della pena. Montanariello replica. I commercianti si sono organizzati da soli, una cosa positiva sotto molti aspetti, ma pericolosa perché non vorremmo che in qualche modo si passi a un'idea di fai da te dove qualcuno alla fine si possa fare anche male. Il tessuto economico e sociale del commercio nella nostra città è vivo e importante ed è quello che tiene in piedi le comunità così come le conosciamo e così come siamo abituati a viverle, e quindi è un attacco vero e proprio che avviene nel sesto comune del Veneto al cuore pulsante della propria città. Allora c'è qualche istante di pubblicità, poi ripartiremo da Vicenza, ripartiremo dal bocciodromo occupato 2 notti fa dagli attivisti No TAV, una resistenza a oltranza che continua, ci sono poi anche le reazioni politiche in città, quindi ripartiremo da qui, subito dopo la pubblicità. L'immobile che ospitava il centro sociale Il Bocciodromo nel quartiere Ferrovieri questa mattina si presentava così. Apparentemente nulla sembra essere cambiato, nonostante giovedì scorso alla scadenza della concessione fossero state riconsegnate al comune le chiavi dell'edificio completamente sgomberato. Gli attivisti, dopo averlo rioccupato abusivamente questa notte, ora rivendicano lo spazio a simbolo della lotta del quartiere contro la TAV, che prevede l'abbattimento di questo come di altri condomini e abitazioni nella zona. E noi siamo qua e continuiamo a lottare anche perché crediamo che IRICAV, cioè chi costruisce il treno ad alta velocità, debba anche mettere dei fondi e sopperire a esempio le famiglie che verranno sfrattate dalle proprie case. Quindi noi siamo qua, noi occupiamo il bocciodromo, noi stiamo qua fino a quando non ci porteranno via, perché appunto crediamo che sia necessario continuare a prendere posizione e a salvare, a prendersi cura di spazi come il bocciodromo. L'occupazione non è stata l'esecuzione di un rapido colpo di mano, ma la conclusione di un corteo verso la mezzanotte composto da un centinaio di persone che da Viale Crispi ha attraversato il cavalca ferrovia Ferretto dei Ferretti scandendo slogan e sparando fuochi artificiali. Noi siamo qua e occupiamo questo posto perché crediamo che sia necessario continuare a creare collettività e comunità. Il posto dove difendere la città, dove difendere i boschi, dove difendere quello a cui vogliamo bene, quello che viviamo ogni giorno. Il bocciodromo ci dà questa possibilità, un posto che ha un ultimo grande servizio da offrire alla comunità. Andiamo a prendercelo insieme, tutte e tutti. Quest'area, da oggi ufficialmente di proprietà di IRICAV 2, è destinata ai cantieri della TAV. Questa occupazione rappresenta un ostacolo posto da una minoranza verso un'opera di pubblica utilità. Sì, noi potremmo essere una minoranza, ma un anno fa occupavamo il Bosco Lane Rossi e il Bosco di Calte, un anno fa dovevano abbattere il bocciodromo e noi siamo ancora qua. Noi a quelle persone dall'alto noi rispondiamo che noi difendiamo i territori, noi difendiamo le persone, noi vogliamo vivere una vita degna, quindi noi continueremo a fare quello che facciamo fino a quando le cose non cambieranno. TAV, la battaglia politica, si combatte sul fronte dell'alta velocità. Da una parte i cantieri che cambieranno faccia a Vicenza, dall'altra quelli che dicono no. No TAV, gli attivisti che fanno resistenza, che si oppongono, che manifestano. Destino vuole che uno degli edifici che verranno abbattuti dalla TAV sarà proprio il bocciodromo, da 15 anni casa degli attivisti che si stanno battendo contro non solo la costruzione ma anche il concetto di alta velocità. D'altra parte è pure scaduta la concessione per l'utilizzo della palazzina di Via Rossi ai Ferrovieri. Gli attivisti hanno traslocato, hanno portato via tutto, hanno restituito le chiavi al comune e poi hanno occupato quello che è rimasto,
un guscio vuoto, una palazzina destinata a essere abbattuta. La domanda che viene da farsi è: perché se erano già dentro uscire dalla porta per poi rientrare dalla finestra? Se avevano deciso che occupazione dovesse essere, perché prima traslocare? Perché occupare degli spazi che svuotati non sono più attrezzati per vivere? Certo è che oggi la reazione politica del centrodestra è forte, a cominciare dall'ex sindaco targato Fratelli d'Italia, Francesco Rucco, che chiede all'attuale sindaco del Partito Democratico di attivarsi per far sgomberare il bocciodromo. Ancora una volta la dimostrazione di un atteggiamento contro le regole, contro l'amministrazione comunale che però deve prendere attraverso il sindaco le distanze in maniera netta e decisa. Quell'immobile va abbattuto per l'alta velocità e alta capacità, non possiamo lasciare spazio a chi non rispetta le regole e quindi provveda immediatamente il sindaco a fare intervenire le forze dell'ordine per uno sgombero immediato. E il sindaco cosa risponde? Beh, da parte sua anche Giacomo Possamai condanna l'occupazione. È evidente che non ci possono essere giustificazioni per l'occupazione di un immobile se quell'occupazione è abusiva. Tra l'altro quello è un immobile che tutti sappiamo verrà abbattuto. Per noi è cruciale che il lavoro fatto da questura, prefettura in maniera eccellente in questi mesi possa proseguire, quindi che venga mantenuta comunque la pace sociale, l'ordine pubblico, perché questa è una città che ha bisogno di poter proseguire serena e tranquilla. E intanto proprio Vicenza, siamo rientrati dunque con la polemica per l'occupazione del bocciodromo da parte di attivisti No TAV. Intanto Vicenza fa i conti con i dati demografici in città, sentite. Vicenza ieri, oggi e domani. Il ritratto della città del Palladio svela una realtà in rapido cambiamento. Innanzitutto aumentano, sebbene di poco, i residenti. 84 cittadini in più nel 2024, con un totale di 110.555 abitanti. Il 51,8% sono femmine, l'età media è di 46,9 anni. Stranieri in diminuzione leggera rispetto all'anno precedente, 15 in meno, oggi sono 17.491 e rappresentano il 15,8% del totale dei residenti. La comunità più numerosa resta quella romena, con 2.730 persone, seguita da quella serba e da quella nigeriana. Gli italiani rientrati a Vicenza sono in costante aumento, la maggior parte sono giovani tra i 25 e i 34 anni. Purtroppo invece nascono sempre meno bambini, 711 quelli iscritti all'anagrafe in un anno, 22 in meno rispetto al 2023. D'altra parte anche i decessi fortunatamente sono in calo, in tutto 1190, 63 in meno dell'anno precedente. 267 i matrimoni celebrati, 24 in più rispetto al 2023, il 79% con rito civile, il 21% con rito religioso. Infine, per la prima volta sono stati fotografati i quartieri, in calo gli abitanti in Riviera Berica, Anconette e Saviabona, in aumento il centro storico tranne Santa Lucia, Araceli e San Francesco che hanno visto un calo di oltre 200 abitanti in 5 anni e invece la zona ovest, quella con una crescita maggiore. La zona di San Lazzaro vede più 255 abitanti, tutta la zona ovest quindi, e la zona di Santa Bertilla e Maddalene più 350. Sono davvero numeri importanti in 5 anni che non vediamo in altre parti della città. E c'è un timido anche da segnalare aumento in centro storico con più 111 abitanti. L'aumento della zona ovest coincide con un ringiovanimento della popolazione, ma ci sono anche quartieri che stanno invecchiando come i Ferrovieri, Anconette e Saviabona, dove aumentano gli over 65. La cosa interessante sarà usare questi dati anche per lo sviluppo strategico della città, perché vedere dove ci sono le varie generazioni, le varie famiglie serve proprio anche a sviluppare urbanisticamente e strategicamente la città. Cambiamo argomento, torniamo nella Marca. Arriverà presto in Parlamento la richiesta di alcuni sindaci, che è quella di poter, l'abbiamo raccontato in questi giorni, poter fare multe ed erogare sanzioni anche per far fronte alla carenza di personale, la carenza
di organico dei vigili urbani. Il fronte si allarga anche da Chiarano a Pederobba e su questo fronte rassicurazioni precise arrivano dal deputato Gianangelo Boff, a sua volta sindaco di Tarzo, che in settimana, tra l'altro, ha aperto una vera e propria battaglia contro le soprintendenze. Io adesso prenderò sicuramente in considerazione, come faccio sempre, le istanze che mi vengono sollevate dai sindaci, esamineremo l'emendamento che è stato posto dal sindaco De Pieri, lo farò vedere al nostro legislativo e se ci sarà la possibilità di dare maggiori poteri ai sindaci, noi siamo sempre dalla parte dei sindaci, degli amministratori e dei rappresentanti del territorio. Arriverà quindi presto in Parlamento l'emendamento proposto dal sindaco di Chiarano che accanto ad altri colleghi sta chiedendo più poteri in materia di polizia locale. Il principio è semplice. Aumentano le esigenze di sicurezza e ordine pubblico, ma i vigili, soprattutto nei piccoli comuni, sono sempre meno. Da qui la necessità di garantire ai sindaci la possibilità anche di elevare sanzioni e staccare multe, eppure di partecipare ai controlli sul territorio. A Chiarano, Cessalto, Meduna di Livenza, i primi cittadini stanno già scendendo in strada con i loro agenti per supportarli nei dispositivi serali, ma il fronte si allarga tutta la Marca, così da Pederobba. Sono d'accordo con i miei colleghi sindaci, perché noi siamo stati eletti per far rispettare il nostro paese sia dal punto di vista dell'ordine pubblico e per quel che riguarda il codice della strada e soprattutto per quel che riguarda l'abbandono dei rifiuti. Darci un'arma in più, cioè quello di poter sanzionare chi non rispetta il proprio paese, sarebbe una risposta ulteriore che potremo dare alla nostra cittadinanza. Ma c'è un altro fronte che sta facendo discutere e ad aprirlo è stato in settimana lo stesso Boff, autore di un emendamento poi ritirato che di fatto esautora le soprintendenze, affidando proprio ai comuni l'ultima parola sulle decisioni urbanistiche e paesaggistiche, nel mirino i famigerati pareri vincolanti. La cosa che sottolineo è che c'è anche una contraddizione in termini di lingua italiana, perché se io devo chiedere un parere a qualcuno e poi quel parere diventa vincolante, non è più un parere ma è un ordine, e quindi anche qui va chiarito. Il nodo sarà sciolto probabilmente con una legge delega. Il ritiro dell'emendamento, assicura Boff, è stato solo tattico e un primo confronto ci sarebbe stato anche con il ministro alla cultura Giuli. Nessun passo indietro come auspicato dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che aveva bollato la mossa del deputato trevigiano come una minaccia per il paese. Tesissimi anche i toni della risposta. Al FAI vorrei chiedere intanto, visto che loro sono impegnati per l'ambiente, al di là di convegni, gite o presentazioni o consulenze, vorrei capire in buona sostanza, in maniera concreta, sulla base di quanto il FAI utilizza anche di soldi pubblici, l'elenco magari degli interventi a favore dell'ambiente concreti e che fa. La politica continua la campagna ormai permanente della Lega con i gazebo, le firme per chiedere ai veneti se vogliono un candidato leghista alle prossime elezioni regionali. Il risultato della campagna di ascolto, scrive in una nota il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, in queste ore sta dando risultati straordinari. Abbiamo raggiunto 55.704 firme in 8 giorni, numeri che non si vedevano, dice, dal 2019. È il segnale che ci aspettavamo, dice Stefani. La Lega è la casa naturale dei veneti, quindi continua e prosegue la battaglia per ottenere, diciamo, quello che è l'obiettivo, il candidato leghista per le regionali 2025. L'autunno ormai, il voto quasi sicuramente in autunno. Intanto però sulle regionali rompe la variabile Vannacci. Il Veneto è una delle regioni dove mi auguro alle prossime elezioni ci sarà una grandissima risposta. È determinato a passare all'incasso alle prossime elezioni regionali l'europarlamentare Roberto Vannacci, che alle scorse europee ha raccolto in Veneto 75.000 preferenze. Osannato e contestato a Venezia come nel resto d'Italia, il generale rischia di essere un elemento dirompente alle urne, a discapito non solo degli avversari politici, ma anche del centrodestra e della stessa Lega Veneta. Risponde così alla domanda se alle regionali si candiderà. Per qualcuno sarebbe un incubo, ma non è ancora stato deciso. Se mi candiderò o no, vedremo insieme tutte quelle che saranno le strategie e le tattiche per fare in modo che in Veneto raggiungeremo il miglior risultato. Un incubo potrebbe esserlo innanzitutto per quei leghisti che nel territorio non hanno visto di buon occhio la candidatura dell'autore del Mondo al Contrario, che resta vago sull'ipotesi di schierare alle regionali in Veneto una propria lista.
voti? Non lo sappiamo, sicuramente Vannacci ci sarà, nel senso che Vannacci come esponente della Lega, Vannacci come personalità politica. La strategia resta da approntare, dice, per il momento un suo partito non intende fondarlo, ma di certo non si allinea alla Lega quando si parla di terzo mandato. Visto che mi piace il rispetto delle regole, diciamo che se c'è una regola va rispettata, altrimenti avrebbe dovuto essere cambiata in tempi non sospetti, perché cambiare le regole sotto le elezioni sembra sempre un provvedimento ad personam. Da Conegliano, dai gazebo che chiedono un candidato governatore leghista, il segretario veneto Alberto Stefani si trincera dietro questa risposta quando gli si chiede se con Vannacci aprirà un dialogo. Io sono il segretario della Lega, quindi mi occupo di fare le liste per la Lega e di individuare le migliori figure che dal punto di vista amministrativo possano portare il miglior valore aggiunto al mio movimento. Il generale può portare consensi tra l'elettorato, ma malumori tra i militanti, che ritrovato uno slancio identitario in quella che chiamano la difesa della linea del Piave, hanno già raccolto ai gazebo 40.000 firme, tanto che Stefani va oltre. Questo movimento può lanciare una mobilitazione permanente per continuare a raccogliere le firme, ce lo chiedono i veneti. Zaia benedice la chiamata di popolo, anche se difficilmente sarà lui il candidato presidente. Vedo che i cittadini vanno a sottoscrivere, comunque, come si può dire, è anche un'occasione per fare un esercizio di democrazia e di coinvolgimento con i cittadini. Dopodiché vedremo quello che accadrà. Una testata ha lanciato l'idea di Zaia pro governatore. Spero che non sia una testata nucleare, nel senso che, mi scusi la battuta, ne leggo tante. Quello che farò e quando lo farò e come lo farò lo dirò io alla fine. Questo per quanto riguarda il Fronte Lega. Intanto sono in corso i congressi di Fratelli d'Italia, i congressi locali. Vediamo com'è andata a Belluno. C'è un omaggio floreale. Il circolo di Belluno di Fratelli d'Italia ha rinnovato la propria fiducia a Monica Mazzoccoli, che per acclamazione è stata confermata alla guida del partito nel capoluogo. 51 anni assessora allo sport del comune di Belluno con delega agli eventi per le prossime Olimpiadi. Mazzoccoli ha una lunga militanza nel partito di Giorgia Meloni, che l'ha candidata alle regionali del 2015 e al Senato nel 2018. La nomina di Mazzoccoli ha dato il via al rinnovo dei congressi comunali di Fratelli d'Italia, che coinvolgeranno tutta la provincia fino al prossimo 8 febbraio. Un partito presente su tutto il territorio provinciale. Come stanno andando le adesioni al partito? Allora, le adesioni al partito sono buone. A livello provinciale dobbiamo cercare di riuscire ad essere accattivanti e riuscire ad avere sempre più militanti, perché effettivamente il lavoro sul territorio è fondamentale. E quindi nel pomeriggio doppio appuntamento a Feltre e a Sedico, poi a Quero Vasse e a Falcade, congressi infrasettimanali a Calalzo, Domegge e a Vigo, Lozzo, Lorenzago, Auronzo. Chiusura sabato prossimo con le riunioni dei circoli dell'Alpago, di Longarone, Ponte nelle Alpi e della Sinistra Piave. Il congresso del capoluogo ha fatto il punto sia sul partito in provincia che sugli aspetti politici e amministrativi del territorio, senza scordare le Olimpiadi. Per cercare di avere una visione unitaria, perché molte volte anche i centri più piccoli soffrono un po' di questa visione bellunocentrica o, nel caso delle Olimpiadi, cortinocentrica, ma questo non è vero, quindi dobbiamo cercare di fare squadra. E restando in provincia di Belluno, uno dei temi sempre importanti è quello della difesa del suolo, prima e dopo ovviamente Vaia. Difesa del suolo e dissesto idrogeologico, temi delicati in provincia di Belluno, dove le frane, a volte con rischi anche seri per gli abitati, sono praticamente all'ordine del giorno. La provincia, che nel 2024 è stata interpellata più di 50 volte, ha voluto fare il bilancio su quanto fatto, delineando anche il futuro. Non è semplice, siamo sempre in meno, risorse sono quelle che sono, però siamo riusciti a spenderle, dico bene, e siamo riusciti comunque a programmare anche gli interventi per il prossimo anno. L'annualità 2024 parla di oltre 6 milioni spesi in opere pubbliche e circa 1.200.000 spesi per interventi assolutamente urgenti. Denaro frutto dei canoni idrici e in parte arrivati da fondi del Ministero della Protezione Civile. Poi c'è da programmare il 2025, ma le idee sono ben chiare. Dobbiamo fare delle opere che sono in programmazione più tutte le opere che sono in piedi e che sono state già programmate gli anni scorsi e che sono in partenza per quest'anno, che valgono circa 6-7 milioni di euro. Tanti gli interventi effettuati, ma tanto resta ancora da fare. Intervento importante, parliamo di Cancia a Borca di Cadore, che stiamo ultimando l'intervento che vale 1,4 milioni.
dobbiamo partire con il secondo stralcio di Villaga a Feltre, dobbiamo fare una programmazione per il 2025 che è un intervento a Alleghe di 600.000 euro, quindi a Caprile. Quindi stiamo lavorando un po' in tutta la provincia e ci teniamo perché anche le parti più periferiche abbiano la giusta attenzione, perché noi dobbiamo favorire il ripopolamento della montagna e chi vive in montagna deve vivere serenamente e in maniera tranquilla. Dal tema della difesa del suolo nel bellunese a un tema che resta sempre scottante a Treviso, quello dell'aeroporto Canova di Treviso, con la riunione di comitati e associazioni che hanno vinto il ricorso sull'ampliamento dell'aeroporto Canova. Per loro l'aviosuperficie non solo non va ampliata, il cosiddetto master plan, ma chiusa e trasferita alla base militare di Istrana. L'ideale per noi, anche se è un po' forse un sogno, è che l'aeroporto fosse, come dire, chiuso o eventualmente una parte spostato a Istrana. È netta la Presidente di Italia Nostra sul futuro dell'aeroporto Canova di Treviso. Un concetto ribadito venerdì sera nell'incontro con il Comitato No Aeroporto e Legambiente. Le 3 associazioni che hanno vinto il ricorso al TAR Veneto bloccando un progetto di ampliamento di oltre 53 milioni di euro. Non quindi privare il territorio di una risorsa importante come un'aviosuperficie, ma spostarla in un'area più sicura perché meno urbanizzata. Ci sono tanti aeroporti, adesso mi viene in mente Pisa perché è quello che conosco, dove l'aeroporto civile è affiancato all'aeroporto militare, quindi è una soluzione che può essere intrapresa. Sicuramente già una riduzione di voli sarebbe importante, perché di fatto i voli in teoria concessi, i movimenti sarebbero 16.500 l'anno. Invece l'aeroporto di Treviso ha già sforato questo numero, perché siamo già a 22.500, quindi quasi oltre 10.000 voli in più. Il Presidente è consapevole che la battaglia vinta al TAR non corrisponde però alla fine della guerra con AIR3 e Salve, che sicuramente ricorreranno sulla decisione del TAR. Diciamo che ce lo aspettiamo, ecco. Però siete già preparati? Preparati. Fino adesso abbiamo fatto le cose come dovevano essere fatte e quindi abbiamo avuto un ottimo esito e quindi continueremo su questa strada. Ora comitato e associazioni sono pronti ad investire ancora su legali ricorsi, attendendo la prossima mossa dei gestori del Canova, con una chiara consapevolezza su voli e impatto ambientale. Noi crediamo che questo territorio non possa sostenere 30.000 movimenti l'anno di fatto. Adesso torniamo nel veneziano per parlare di poste. Da ieri mattina è operativa la nuova sede di Mestre delle Poste Centrali, mentre in centro storico, dopo la chiusura dell'ufficio postale di Sant'Elena, prosegue la battaglia del comitato cittadino per chiedere il ripristino del servizio. Sant'Elena chiude mentre Mestre inaugura una nuova sede moderna e completamente rinnovata. Sono queste le 2 facce della stessa medaglia dei servizi postali operativi in città. In terraferma da oggi è aperta ufficialmente la nuova sede in via Einaudi 54 delle Poste Centrali di Mestre. Si è così completato il trasferimento dalle storica sede di Piazzale Donatori di Sangue. La nuova sede sarà aperta da lunedì al venerdì secondo gli orari consueti, dalle ore 8:20 alle 19:05 e il sabato mattina fino alle 12:35. Spazi luminosi e accoglienti sono a disposizione degli utenti, 8 sportelli, 3 sale di consulenza, un'area self-service aperta 24 ore su 24 in tutto il territorio comunale. Secondo i dati di Poste Italiane ci sono così 30 uffici postali, 5 dei quali aperti anche di pomeriggio, e 29 sportelli automatici Postamat. Di tutt'altro tenore la situazione a Sant'Elena in centro storico, dove non si ferma la mobilitazione contro la chiusura già avvenuta. Sono stati chiusi gli uffici postali a Sant'Elena a Venezia. È nato subito un comitato di cittadini che hanno raccolto più di 1000 firme. Oltre che alla petizione popolare, in Consiglio Comunale abbiamo votato un ordine del giorno con consiglieri di maggioranza e di minoranza assieme alla Giunta
noi chiedevamo appunto di tenere aperti questi importanti servizi per i cittadini, sia a Sant'Elena ma anche i 3 in terraferma. Il delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta, crede ancora e spera si possa trovare una soluzione riaprendo anche solo parzialmente l'ufficio di Sant'Elena. Ci auguriamo che ci sia la possibilità di trovare una soluzione, un dialogo, anche perché a Venezia, Sant'Elena appunto, ci sono molti anziani e molte persone disabili che per recarsi all'ufficio postale più vicino devono andare fino in via Garibaldi oppure al Lido di Venezia, ma come ben sappiamo ci sono i ponti, i vaporetti, quindi tutto questo non è possibile. Chiediamo appunto a Poste Italiane di trovare una soluzione. Torniamo a Treviso con il cordoglio e l'attesa per la data dei funerali di Tommaso Tommaseo Ponzetta, spentosi la notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio a 96 anni, il chirurgo che per primo in Europa effettuò il doppio trapianto di cuore e reni. Ponzetta, originario di Ponte di Piave, risiedeva a Salgarede, in oltre 40 anni di servizio ospedaliero, di cui 23 come primario a Treviso, ha realizzato 20.000 interventi come medico specializzato in chirurgia generale e toracica. Nel 1985 a Padova l'operazione è entrata nella storia. Con il collega Vincenzo Gallucci portò infatti al termine il primo doppio trapianto cuore-reni in Europa. Molto amico dello scrittore Goffredo Parise, dell'attuale ministro della giustizia Carlo Nordio, dopo la pensione raggiunta nel 1996 Ponzetta si era dedicato alla famiglia e appunto anche alla scrittura a sua volta di libri. Restiamo a Treviso con la cerimonia di commemorazione ieri delle vittime civili di tutte le guerre a Treviso, una manifestazione però che è iniziata con qualche minuto di ritardo perché la corona preparata per l'evento improvvisamente era sparita. Spero sia stato un piccolo pri pro quo con l'operatore che doveva prendersi cura dello spazio, però la corona che è sparita, quella delle 7:30, poi è stata immediatamente sostituita. È la prima volta che a Treviso, durante i preparativi per una manifestazione ufficiale, sparisce la corona d'alloro. Eppure è accaduto sabato mattina ai piedi del Salone dei 300 prima della celebrazione in ricordo delle vittime civili di tutte le guerre. Per il sindaco sarebbe la svista di un operaio di Contarina, ma per altri presenti dalle 7:30 si tratterebbe di un vero e proprio furto con destrezza. Un uomo avrebbe chiesto più volte con insistenza a chi stava allestendo il motivo della corona ai piedi di una colonna. Dopo aver ottenuto da più persone la stessa risposta si sarebbe allontanato e poco dopo uno dei dipendenti comunali ha notato la sparizione degli allori. Da lì la corsa dei vigili dal fiorista di Dossone e il ritorno trafelato in piazza, giusto in tempo per dare avvio alla cerimonia, che è proseguita senza intoppi alla presenza delle massime autorità provinciali di pubblica sicurezza, ma anche di sindaci e rappresentanze di diversi comuni della Marca, con Peterobba e Vittorio Veneto presenti con il gonfalone. Tra i cittadini anche la bandiera palestinese, per ricordare l'orrore di un conflitto ora fermato da una debole tregua. Particolare l'intervento degli studenti del Liceo Scientifico di Treviso, che hanno ricordato i numeri e i conflitti non del passato ma attuali, con una riflessione verso tutte le generazioni. Il progresso sì, ma deve essere il progresso dall'umanità per il bene dell'umanità e non dall'umanità per la brama, la soddisfazione e la follia di pochi. Mentre il sindaco Conte nel suo intervento ha sottolineato come anche bullismo e violenza alle donne rientrino nella battaglia contro tutti i conflitti. Delle riflessioni davvero forti e corrette, soprattutto quando ci dicono che queste non devono rimanere belle cerimonie, belle parole, belle promesse, se poi lo stato attuale ci sono ancora 55 conflitti nel mondo. Evidentemente qualcosa non funziona nella cultura di questa umanità e sta a noi coltivare la cultura della pace e del rispetto attraverso i piccoli gesti quotidiani che devono mettere al centro il rispetto tra le persone. Non è nessun giallo invece, non è un giallo il calendario delle date dei due importanti eventi che arriveranno, che riguardano gli alpini, la Dunata Nazionale a Biella 9, 10 e 11 maggio e poi anche la Triveneta Conegliano 13, 14 e 15 di giugno, una Triveneta per la quale gli alpini stanno già ovviamente preparando. Basta ricordare che in Triveneto c'è il 45% dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi questo per noi è un momento importante. Conegliano è importante perché Conegliano è la culla di tre realtà
dei nostri reparti alpini, il sesto, il settimo alpini e il terzo da montagna. Insomma, Conegliano val bene una dunata triveneta, fa intendere il numero 1 dell'ANA Sebastiano Favero, che ha incontrato i presidenti di tutto il nord-est alla casetta degli alpini a Santa Lucia di Piave, tra un rancio, orgoglio e la solita operatività, un modo per serrare le fila e prepararsi a un grande evento anche nei numeri. Prudenzialmente 40.000 presenze, quindi una presenza consistente, forse anche di più, perché Conegliano, come ho detto prima, è anche un'attrazione, un punto di riferimento importante per noi alpini. Un appuntamento, dice Favero, che vuole parlare ai giovani, per il quale si sta mobilitando non solo la città del Cima, ma tutta l'area del Coneglianese. Conegliano è una città alpina per eccellenza, ci sono 30 gruppi sul nostro territorio, riguardano 17 comuni, per cui una grande adunata triveneta che guarda oltre i confini di Conegliano, perché è una durata di tutto il territorio, è veramente una grande festa che si sta preparando, guardando anche quelli che sono i valori, le tradizioni dei nostri alpini, che sono i valori, le tradizioni, la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori, e dovrà essere anche quella delle nuove generazioni. L'appuntamento è per la metà di giugno e seguirà di poco più di un mese la dunata di Biella. Le penne nere coneglianesi sono già al lavoro. Per essere pronti siamo pronti, stiamo mettendo, come ho detto prima, le cose in fila in modo che tutto possa riuscire nel migliore dei modi. L'unica cosa che non possiamo comandare è il tempo, perché ogni tanto questo ce lo domandiamo, però là non possiamo farci niente. È un evento, quello della dunata, sia della dunata nazionale che del raduno triveneto, che ovviamente è legato anche fortemente al turismo. Di turismo parliamo anche nel prossimo servizio, ma ci spostiamo a Villorba, dove nasce un patentino dell'ospitalità per gli operatori turistici. È un'opportunità per i nostri operatori turistici, ma non solo, per tutti quelli che vogliono essere preparati al turismo che a Villorba sta aumentando. 4 incontri tematici riservati alle attività ricettive e commerciali di Villorba, al termine dei quali si potrà ottenere il patentino dell'ospitalità, accreditandosi come operatori qualificati in un comparto, quello turistico, in continua crescita. Ogni anno sono oltre 100.000 i visitatori che soggiornano in alberghi, B&B, agriturismi del Villorba. Di questi oltre 30.000 sono visitatori stranieri. È un turismo che soggiorna qui 2 o 3 giorni, vista la vicinanza con Venezia, visti gli eventi importanti che stanno arrivando anno per anno. Turismo culturale grazie al patrimonio storico e artistico di Villorba con le sue 18 ville venete, ma anche sportivo vista la presenza del Palaverde, che insieme all'Arena della Marca fa da palcoscenico ad eventi musicali che attirano fino a 90.000 spettatori. Il primo corso al via il prossimo 17 febbraio per un progetto che punta a promuovere e valorizzare il ricco patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico del territorio, coinvolgendo attivamente gli operatori turistici locali. È un percorso che porta gli operatori a diventare imprenditori del turismo, è necessario, il mercato lo chiede, i nostri ospiti lo chiedono, e a portare gli imprenditori del turismo a essere veri professionisti del turismo. Prima di andare in pubblicità torniamo per un secondo alla vicenda che abbiamo raccontato prima con il nostro Omar Costantini del treno assaltato con gli ultras dell'Udinese, 8 persone arrestate e alcuni sono ovviamente tifosi austriaci del Salisburgo, l'abbiamo raccontato, con 10 persone ferite tra cui 2 agenti della Digos. Abbiamo letto prima il comunicato ufficiale del Venezia Football Club. Vi leggo anche qualche estratto del comunicato dell'Udinese Calcio, che dice: impegno contro ogni forma di violenza e fiducia nell'opera delle autorità, cui garantisce massima collaborazione affinché vengano identificati tutti i responsabili di simili inaccettabili episodi. Lo riporta nella nota la società sportiva udinese. Come club e profondi sostenitori dei valori sani dello sport siamo profondamente amareggiati per quanto accaduto ieri. I veri sostenitori dell'Udinese Calcio da sempre sono corretti e condividono i nostri valori. Chi infanga lo sport con la violenza non è un tifoso. E poi c'è la vicinanza ovviamente ai feriti e anche ai feriti e anche alle forze dell'ordine. Allora adesso andiamo in pubblicità, resteremo però a parlare di turismo, o meglio uno degli eventi turistici più importanti legati al turismo ovviamente è il Carnevale di Venezia. Allora con il nostro Lorenzo Maier faremo un po' il punto del Carnevale di Venezia che si sta avvicinando. La partenza, come sappiamo, il 14 febbraio ufficiale, giorno di San Valentino,
in una data e in un anno che vede il carnevale dedicato all'amatore per eccellenza Giacomo Casanova, cercheremo di fare anche un po' un vademecum, districandoci tra zone rosse e quant'altro. Pubblicità e poi il nostro Lorenzo Maglia. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione, l'ultima parte. Allora, abbiamo in collegamento Lorenzo Maier, buongiorno da Venezia. Buongiorno e buona domenica, Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori, buona domenica a voi. Allora, meno 12 giorni all'inizio ufficiale del Carnevale di Venezia, facciamo un po' il punto della situazione per capire anche come ci si può muovere nella città con l'assalto che ci sarà con i turisti. Allora io direi intanto, l'altro giorno abbiamo raccontato delle zone rosse, no? Come saranno le zone rosse in vista del Carnevale? Allora, le zone rosse ci saranno e è una disposizione in realtà che parte da lontano, nel senso non è una misura studiata per il Carnevale di Venezia. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi già poco prima del Capodanno aveva mandato una circolare a tutte le prefetture chiedendo in vista di alcuni eventi, appunto il Capodanno, ma eventi di massa, di valutare l'istituzione di zone rosse, ovviamente nei punti di maggior concentramento. Ci saranno anche per il Carnevale di Venezia, dove saranno collocate? Saranno nelle zone più attenzionate e di maggior afflusso, come diceva giustamente il prefetto di Venezia Dal Copello l'altro giorno in conferenza stampa, dove si prevede un maggior concentramento di persone, per esempio alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, ma anche per esempio a Marghera, in Piazza San Marco, nei punti più sensibili. In realtà le zone rosse non sono altro che dei punti dove personale qualificato e preposto farà dei controlli per far sì che tutto si svolga in perfetto ordine, ma come per esempio ci sono anche ai varchi per la mostra del cinema e in tantissime altre occasioni. Venezia per esempio lo ha sperimentato anche in occasione del Redentore. Inoltre questi controlli potranno anche avvalersi del sistema informatico, per cui qualora durante questi controlli fossero identificate persone colpite da provvedimenti precedenti di DASPO, quindi che non possono arrivare in città, per esempio per reati contro il danneggiamento, per un ipotetico spaccio di droga, ecco, queste persone, qualora fossero trovate, identificate, ovviamente verranno lasciate fuori e quindi non avranno il permesso di entrare, così che anche dal punto di vista della sicurezza ci possa essere una scrematura e tutto si possa svolgere nel migliore dei modi. Chi magari in passato può essersi macchiato appunto di reati di una particolare gravità. Ecco, controlli normali che però ovviamente per il Carnevale saranno potenziati e potranno avvalersi di un sistema informatico della centrale ovviamente operativa delle forze di polizia, e quindi l'obiettivo, lo slogan è un Carnevale sicuro e dove ci si possa divertire senza che malintenzionati possano magari rovinare la festa, ecco. Peraltro, mentre stiamo vedendo le immagini ovviamente degli anni scorsi del Carnevale, ecco, una cosa importante da dire, perché magari qualcuno che ci ascolta può fare confusione pensando che ci possa essere anche la problematica del contributo d'accesso del ticket. Ricordiamo che il ticket d'ingresso, secondo anno, a Venezia sarà ad aprile, al 18 aprile, quindi non c'entra con il Carnevale, ecco, se magari qualcuno poteva fare confusione. Esattamente, quindi chiunque potrà venire a Venezia senza dover né prenotare né pagare, ovviamente, come lo era stato anche l'anno scorso. Il Carnevale non è tra quei periodi che sono all'interno della fascia
temporale in cui viene istituito il contributo d'accesso, che giustamente, come ricordavi, partirà dal 18 aprile, quindi dal weekend di Pasqua, per poi arrivare fino a luglio, ecco. E sarà ovviamente esattamente come l'anno scorso, è un provvedimento che comunque non, una disposizione che non riguarda i veneti e i veneziani, che comunque dovranno prenotare se arriveranno in giornata, ma non dovranno pagare, mentre il turista che arrivasse in città da aprile a luglio da fuori Venezia e da fuori Veneto dovrà pagare se non pernotterà negli alberghi, per cui è una disposizione che riguarda il turista giornaliero che arriva e riparte in città. Esatto, però è sempre bene fare chiarezza, perché magari qualcuno che non segue particolarmente pensa alle zone rosse e crede che si tratti del contributo d'accesso. Insomma, le zone rosse sono una cosa, il ticket d'ingresso è un'altra. Le zone rosse sono una cosa che riguardano un po' tutta Italia, che vengono poi calate sul territorio. In questo caso il carnevale è un evento, insomma, che va organizzato anche con la sicurezza ovviamente, ma la questione invece della modulazione e rimodulazione dei turisti è un'altra cosa e va a partire da aprile. Allora, a proposito di turisti, vorrei chiederti se hai un aggiornamento. Hai fatto un servizio solo qualche giorno fa, se hai un aggiornamento sugli alberghi, gli hotel, com'è la situazione? Beh, per gli hotel riprende il periodo di altissima stagione, quindi c'è una grande richiesta. Ricordiamo che il Carnevale di Venezia è conosciuto in tutto il mondo, per cui arriveranno come sempre in città, ma a maggior ragione in questo periodo, tantissimi turisti. Si viaggia sicuramente nei fine settimana dal 14 febbraio al 4 marzo, perché ricordiamo anche le date per i nostri telespettatori. Venite a Venezia, venite pure a Carnevale di Venezia, che partirà venerdì 14 febbraio per concludersi con Martedì Grasso il 4 marzo. Ci sarà un tutto esaurito certamente in questi 3 fine settimana, o meglio nel secondo e nel terzo, che poi il terzo arriverà fino a Martedì Grasso, quindi per il gran finale. Durante la settimana è ancora possibile trovare posto, si trovano comunque offerte anche last minute. Certamente le tariffe sono tariffe di alta stagione, non ancora altissima stagione, ma di alta stagione, però in città chi vorrà venire potrà tranquillamente venire, non abbiate paura, ecco. Venezia saprà accogliere tutti quanti. Oltre agli hotel, ricordiamo che a Venezia c'è un amplissimo numero di strutture bed and breakfast piuttosto che appartamenti, quindi l'offerta ricettiva della città è sicuramente molto molto ampia. Certamente per gli albergatori è un periodo di ripartenza in vista della stagione 2025. Il carnevale che capita così alto in gergo significa abbastanza vicino alla primavera, quindi nei mesi anche più caldi è incoraggiante, perché poi si andrà, partirà la volata, si arriverà a Pasqua il 20 di aprile, ci sarà la Biennale di architettura e poi tutti i grandi eventi che conosciamo, la stagione estiva e fino a settembre con Mostra del Cinema e Regata Storica. Quindi è un po' vista anche questo periodo di Carnevale visto come la partenza ufficiale della stagione 2025, che a Venezia dal punto di vista dell'offerta ricettiva può contare su tantissimi hotel che si sono rinnovati, anche nuove aperture eccetera, per cui ci sarà la possibilità, ecco, anche per chi verrà più giorni, di trovare una sistemazione adeguata. Grazie Lorenzo Maier per questo tuo aggiornamento, per questi tuoi chiarimenti. Un Lorenzo Maier che da qualche giorno è rientrato a Roma, ha seguito il Giubileo della comunicazione a Roma. Allora ti saluto Lorenzo, lanciando proprio il servizio che ha realizzato, avvicinando per la seconda volta Papa Francesco, dopo che l'aveva fatto, lo ricorderete, nella nostra storica edizione straordinaria con la visita di Papa Francesco a Venezia. Lo ha avvicinato per una seconda volta a Roma, questa volta a casa del Papa,
nel Giubileo della Comunicazione a Roma ha ricordato Papa Francesco proprio la sua visita a Venezia. Guardiamo. Santità, si ricorda che ci siamo visti a Venezia? Come sta? Ancora vivo, sai? Scherza sulla sua salute ai nostri microfoni Papa Francesco, ricordando anche la sua visita pastorale a Venezia del 28 aprile scorso. Anche il nostro gruppo di Media Nord-Est era presente a Roma all'incontro con il Santo Padre in occasione del Giubileo della Comunicazione, che ha visto arrivare nella capitale più di 9.000 giornalisti e comunicatori da tutto il mondo, primo grande evento giubilare del 2025. Tra le occasioni più emozionanti sicuramente il passaggio attraverso la Porta Santa della Basilica di San Pietro e la messa per San Francesco di Sales a San Giovanni in Laterano. In aula Paolo VI il pontefice ha preferito parlare a braccio. Nelle mani ho un discorso di 9 pagine. A quest'ora, con lo stomaco che incomincia a muoversi, leggere 9 pagine sarebbe una tortura. Io darò questo al prefetto e che sia lui a comunicarli voi. E soltanto è piaciuto? L'importanza della comunicazione è stata ricordata anche dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, e dal Prefetto del Dicastero Vaticano per la Comunicazione Paolo Ruffini, che è intervenuto ai nostri microfoni. Mi sembra un buon inizio, perché vuol dire anche che racconteranno la bellezza del Giubileo, di attraversare la porta, di rinnovarsi, di fermarsi, anche perché il Giubileo vuol dire anche fermarsi e la comunicazione di per sé non si ferma mai, e infatti qualche volta va tanto in automatico che non sa, qualche volta si perde. Ecco. Come giornalisti e come comunicatori non possiamo lavarci le mani da come va il mondo, dobbiamo contribuire a raccontare tante cose che non sono raccontate e a ridare alla comunicazione la bellezza della condivisione di storie. Torniamo a Treviso, Pagine d'Organo, torna il festival internazionale che accende i riflettori sul patrimonio organistico della città, il via da domenica prossima. Pagine d'Organo 2025 torna a Treviso il festival internazionale firmato Antiqua Vox dal 9 febbraio al 23 marzo. Il festival che vuole valorizzare, far conoscere a tutti il patrimonio organario di Treviso. Novità del 2025, tutte le serate verranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Fondazione Antiqua Vox. 6 concerti, un incontro immersivo nella musica e nei prestigiosi strumenti. In ogni concerto dedichiamo un'attenzione particolare al pubblico, ci mettiamo così nei panni del pubblico e prima di ogni concerto c'è una presentazione del direttore artistico che dà alcune chiavi di lettura proprio per apprezzare di più la musica che verrà suonata. La gente può seguire una visita guidata all'organo, cioè verranno proprio spiegati, la gente verrà condotta all'interno di questa macchina sonora con meccanismi molto particolari e nascosti. La rassegna apre con un concerto a San Giuseppe con musiche di Bach, di tradizione ormai il concerto di apertura è dedicato al grande compositore tedesco Bach. Siamo profondamente convinti che la cultura sia fondamentale per la nostra comunità e devo dire che Pagine d'Organo rappresenta non solo un evento musicale ma è oggi un'esperienza che valorizza il patrimonio culturale e artistico della nostra città, della Marca trevigiana, e un patrimonio che appartiene ad ognuno di noi. La città di Treviso ha una presenza importante di organi, cultura organistica, è assolutamente una delle priorità dell'amministrazione, che consente di avvicinare i giovani a questo genere e di coltivare invece quel pubblico che già ama il genere organistico. Lo sport, presentata la squadra vicentina di nuoto paralimpico, si chiama Swim Lab e andrà ai campionati italiani assoluti di Lignano.
Quando l'acqua regala prospettive, sfide, sogni e a Vicenza i sogni diventano realtà. Nasce Swim Lab, la squadra di nuoto paralimpico. Nata da pochi mesi, parteciperà al prossimo campionato italiano assoluto che si terrà a Lignano dal 13 al 16 marzo. Un progetto che permette di riempire uno spazio vuoto. In città infatti mancava una realtà come questa. Si parte, quindi è un progetto che mancava a Vicenza da 6-7 anni, è una squadra fatta momentaneamente di 6 persone che vanno dai 9 ai 57 anni, ma è un progetto importante che cresce e crescerà perché sono tante le persone con disabilità fisica, intellettiva che cercano spazi, e sono sicuro che questa nuova associazione darà molto aiuto a queste persone e quindi ha tutto l'appoggio da parte dell'amministrazione. Soddisfatti, felici vorrei dire, perché da 6 anni che attendiamo questo momento, perché da 6 anni nella provincia di Vicenza non c'era una società che o piscina che si dedicasse allo sport del nuoto paralimpico. La squadra di Swim Lab oggi è composta da 6 atleti dai 9 ai 57 anni. Insieme sono pronti a tagliare grandi traguardi, a cominciare da Enrico Giacomin, campione italiano in acque libere del 2024. Mi sono permesso quindi di portare anche delle soddisfazioni. L'anno scorso, come diceva, il fatto di aver vinto il campionato italiano acque libere. Le acque libere è una disciplina all'interno del nuoto paralimpico che sta prendendo sempre più piede e ci auguriamo che possa far parte anche delle Paralimpiadi di Los Angeles prossime. Mi auguro che molte altre persone con disabilità si avvicinino al nuoto e possano avere le stesse soddisfazioni che ho avuto io, è senz'altro possibile. La nostra volontà è stata quella di portare a Vicenza questa federazione che mancava e di, anche oltre all'attività, cercare di trovare magari, chissà mai, qualche campione del futuro. Oggi abbiamo qui Paride, che è un bambino che ha cominciato a fare l'attività con me da circa settembre, è un bambino molto dotato e abbiamo cominciato anche a gareggiare, quindi speriamo che il suo futuro sia in crescita. Quindi, chissà mai che sia proprio Paride il campione del futuro? Beh, non lo so. Però una medaglia l'hai già vinta. Sì, questa medaglia che io ho vinto è stata per la mia prima gara e credo che sia fatta di ottone e oro. Complimenti a Paride, in bocca al lupo alla squadra di nuoto paralimpico. Chiudiamo con una nota di cronaca da Verona. L'Arme è poi rientrato questa mattina in riva all'Adige a Verona, nel quartiere di Borgo Trento, dove è stato ritrovato il proiettile di un mortaio probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La segnalazione di un pescatore ha portato all'intervento della polizia delle volanti, che hanno allertato gli artificieri, che hanno poi accertato l'assenza di pericolo in questo ritrovato bellico. Vi lascio al meteo, poi c'è la sitcom Una buona giornata e poi il film Indignazione del 2016. Grazie per averci seguito, arrivederci.